turismo e cultura, un mix vincente per nuovi percorsi lavorativi. Nasce il progetto Tecno, ideato da Confesercenti, Cescot ed insieme ad una serie di partner. Un progetto innovativo che coinvolgerà 70 residenti della provincia di Padova tra disoccupati e inoccupati e si svilupperà in attività formative di consulenza, di tirocini e nuove start-up avvio impresa. L'obiettivo è quello di creare un incubatore sociale in grado di formare nuove professionalità e supportare l'avvio di nuove imprese nel mondo dei servizi, della cultura e del turismo. Indubbiamente è riconosciuto sia a livello europeo ma anche a livello italiano e in particolar modo veneto come i settori del turismo e della cultura siano settori su cui il Paese deve e può puntare. Purtroppo siamo retrocessi in questi ultimi anni per quanto riguarda le presenze turistiche in Italia, nonostante il Veneto sia comunque la prima regione turistica italiana, ma possiamo attrarre ancora tantissimi turisti. Penso in particolar modo alle cosiddette economie emergenti, il Messico, il Sudafrica, l'Indonesia, i grandi paesi come il Brasile e la Cina che stanno crescendo vertiginosamente, sono tutte possibili sorgenti di nuovi flussi turistici per cui il sistema veneto deve attrezzarsi per riceverli adeguatamente naturalmente e valorizzare il patrimonio di bellezza, di ambiente, di paesaggio e di cultura che ormai da tanti anni o meglio tanti secoli offriamo. Il corso si propone inoltre di attivare sinergie a livello locale per valorizzare le vocazioni e le risorse del territorio, atte a promuovere azioni innovative per l'occupabilità e l'integrazione sociale e lavorativa. Sì, credo che sia una delle emergenze della nostra provincia, pur non soffrendo Padova come soffre il resto del paese in termini di occupazione, in particolare quella giovanile, è uno dei settori che un'associazione, un ente di ricerca come il Cescot Veneto, come la Confesercenti, devono mettere al primo posto del loro lavoro. Questo obiettivo evidentemente deve essere ricercato attraverso nuovi canali occupazionali, attraverso anche nuovi strumenti e, se vogliamo, anche con un po' di fantasia in quello che può essere il patrimonio della nostra provincia in termini occupazionali. E credo che questo sia una delle sfide che la nostra provincia deve lanciare, non solo per quanto riguarda il bacino termale di Abano, che rappresenta delle aree di più alto interesse turistico europeo, non solo italiano, ma soprattutto per recuperare quella valenza economica turistica che è fornita dalle nostre aree rurali, dalle città d'arte, da quella ricchezza di enogastronomia che abbiamo nel nostro territorio che spesso non riusciamo fino in fondo a sviluppare. Un investimento di 610.000 euro grazie al finanziamento della Regione Veneto e con il cofinanziamento da parte di Confesercenti Padova e dei partner operativi. Oggi andiamo a inaugurare un'altra fase importante del Fondo di Solidarietà, progetto di accompagnamento al lavoro in cui la Fondazione ha investito più di 8 milioni dal 2009 e che oggi fa un altro passo in avanti. Siamo passati dalla fase del contributo alla persona senza lavoro, in una logica, se volete, un po' assistenzialista, a una fase di accompagnamento al lavoro e all'inserimento nelle imprese e nelle attività di impresa anche sociale, con l'attenzione ai giovani, con l'attenzione alle donne, con l'attenzione alla cultura motore di sviluppo, all'artigianato e al turismo. Diciamo che stiamo assistendo a una riconversione del mercato del lavoro molto complessa e molto difficile, che richiede anche una straordinaria capacità di individuare nuovi ambiti di promozione lavoro. Ecco, la Fondazione ha voluto accompagnare questo progetto perché ha queste caratteristiche di innovazione.